8 in punto, buongiorno Sicilia, buongiorno da Roberta Lunghi. E buongiorno anche da me, Lorena Dolci. Tra poco andremo a leggere i giornali nazionali e regionali. Anche se iniziamo subito, Lorena, proprio dando uno sguardo a un'ultima notizia che troviamo sul nostro sito. Sì, lo troviamo sul sito Sicilia Web, è una grossa notizia, riguarda narcotraffico, maxi blitz contro i clan palermitani, 50 misure cautelari. E vediamo qualche dettaglio. C'è stata questa maxi operazione contro i clan mafiosi e il narcotraffico. La polizia ha eseguito misure cautelari nei confronti di 50 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. In pratica l'inchiesta coordinata dalla DDA di Palermo ha fatto luce non solo su questo vasto traffico di droga, ma ha svelato anche i nuovi organigrammi di uno dei principali mandamenti mafiosi di Palermo. Va bene, insomma, poi nel corso del nostro telegiornale, dei nostri telegiornali vedrete le immagini. Per il momento ovviamente grazie a Sicilia Web che prontamente ha dato spazio a questa importante notizia che promette sviluppi per quanto riguarda i nomi, le modalità di questa operazione. A proposito di notizie, ve ne do subito un'altra che riguarda lo sciopero, il paventato sciopero della raccolta rifiuti, quindi del settore dell'igiene ambientale, perché è stata raggiunta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali fino al 2027. Sono venute meno dunque le ragioni dello sciopero nazionale e di conseguenza insomma la raccolta della differenziata procederà come accade tutti i giorni. Andiamo alle notizie, quelle che vi abbiamo raccontato ieri nel corso dei nostri telegiornali, e andiamo a rivivere il grande dolore a Corleone con l'ultimo commosso saluto a Lucia e Giuseppina, unite fino alla fine dopo il gesto disperato della madre che uccide la figlia e poi si toglie la vita. Sentiamo. L'ultimo saluto a Lucia e Giuseppina nella chiesa madre di Corleone, i funerali delle due donne, madre e figlia, due bare accanto, lacrime e dolore da parte di amici e parenti, c'è incredulità per quanto accaduto, come ci racconta un amico di famiglia. Totò ha fatto l'infermiere qua all'ospedale per 40 anni, un'amicizia, una persona meravigliosa. Non si poteva mai aspettare una cosa del genere? Mai. Lei donna... è morta quando è morto suo marito, perché era suo marito e faceva quello che si sbrigava tutto, le faceva dall'A alla Z. Poi ha avuto un botto male, 8 mesi aveva che se n'era andato. Il gesto di Lucia è stato inaspettato, senza segnali premonitori, si è abbattuto su questa comunità corleonese, ha detto l'arcivescovo di Monreale, Monsignor Isacchi, che ha officiato la messa. È stato inutile cercare di capirne il perché. Tutti i nostri ragionamenti e calcoli sulle difficoltà, la solitudine, lo stato d'animo, l'assistenza, il sostegno non trovano conferme nella concreta realtà di Lucia e di Giusy. Aveva paura di lasciare sola sua figlia, ci dice un'amica della donna in lacrime. Le bare escono in silenzio, l'ultimo viaggio insieme verso il cimitero del paese. Subito sui giornali, Lorena. Sì, andiamo a leggere il servizio sulla Sicilia, che riprende alcuni passaggi dell'omelia di Monsignor Isacchi e in particolare questa frase: da soli non ce la possiamo fare. Questo è appunto uno dei passaggi con cui l'arcivescovo di Monreale ha invitato a sospendere qualunque giudizio e a scegliere la compassione. Da soli non ce la possiamo fare, ha ripetuto, la nostra umanità senza te, senza la tua grazia facilmente scivola nel baratro del non senso. Da lì annaspiamo alla ricerca di ragioni di vita e di speranza e spesso lo facciamo nella direzione sbagliata e restiamo soli. Il ricordo di Lucia e Giusy è stato rispettoso e doloroso. Il gesto di Lucia è stato inaspettato, senza segnali premonitori, e si è abbattuto su questa comunità corleonese. È inutile cercare di capirne il perché, ha detto Isacchi. E adesso una vicenda che vi abbiamo raccontato proprio ieri, che poi ritroveremo sui giornali, ci penserà senz'altro Lorena,
ma ve ne parliamo intanto da qui. Arriva da Agrigento, una donna partorisce una bimba in ospedale, poi non la riconosce, va via, ma ci ripensa, la vuole nuovamente con sé. Non è così semplice come sembra, perché la decisione per questa vicenda è passata al Tribunale dei minori. Adelaide Barbagallo. La piccola sta bene, dorme nella sua culletta d'ospedale, ignara di quanto attorno a lei stia accadendo. Il suo destino al momento è incerto. Chi la crescerà? In quale città muoverà i suoi primi passi? In un altro letto accanto al suo reparto, nello stesso ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è nata, c'è la sua giovane mamma. Subito dopo il parto cesareo ha detto che non voleva riconoscere la figlia, così come previsto dalla legge. Poche ore dopo si è allontanata alla struttura, ma il rimorso di aver lasciato quel fagottino, certamente in mani sicure e non nel ciglio di una strada o in un cassonetto, ma non nelle sue braccia di mamma, è stato troppo grande ed è tornata sui suoi passi. Ai medici ha detto: voglio mia figlia, mi sono pentita, voglio crescerla io, ma davanti alla porta della neonatologia ha trovato la polizia. A quel punto il crollo psicologico e il malore. La giovane è stata nuovamente ricoverata. Un dramma che sta vivendo da sola, la maternità e il parto, la difficile scelta di crescere oppure no la sua bambina. La giovane vive in un contesto familiare difficile, il suo è un caso delicato di cui si stanno occupando magistratura e servizi sociali. Non è ancora chiaro se a questa mamma, originaria di un'altra provincia siciliana, verrà tolta la bambina o se entrambe saranno accolte in una casa famiglia. È un tema controverso, no? Certo, anche perché questa giovane mamma è davvero giovane ed è stata lasciata sola, e come ci raccontava Adelaide, si è presentata in tutte le occasioni sempre da sola, perché evidentemente la famiglia era contraria. Però è arrivata la decisione della Procura per i minorenni di Palermo, lo leggiamo su Repubblica, che ha deciso, quindi la magistratura, di mettere in un posto protetto la neonata, venuta alla luce fra sabato e domenica scorsa nel reparto del San Giovanni di Dio di Agrigento. La mamma, alcune ore dopo il parto, l'abbiamo sentito, l'ha abbandonata, tranne poi ripensarci. Appunto, tra l'altro si è sentita male dopo il rientro in ospedale proprio per lo sforzo di essere uscita prematuramente. I sanitari l'hanno nuovamente ricoverata, è stata sentita anche dagli investigatori, a cui ha raccontato la difficile situazione in cui vive, ha raccontato di aver avuto paura della reazione dei parenti quando l'avrebbero vista con la figlia. Non ha voluto dire nulla sul padre della piccola, che comunque non era presente al parto. Agli agenti ha detto che il miglior posto per la figlia era l'ospedale, poi però il legame fortissimo con la bambina le ha impedito di abbandonarla. Il futuro di madre e figlia è ora al vaglio delle autorità. Per ora ha deciso di allontanare la figlia dalla madre, ma non è escluso che nei prossimi mesi anche la madre, se verrà ritenuta in grado di accudire la figlia, possa essere ospitata in una struttura protetta. E adesso l'audizione del procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, audizione in Commissione Nazionale Antimafia. La pista nera, ha detto, la pista nera sulle stragi del 92, vale zero, non vale niente, ma sentiamo. Il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca in Commissione Nazionale Antimafia sulle stragi del 92 rischia di segnare una tappa importante nella ricerca della verità sulla morte dei giudici Falcone e Borsellino. Il procuratore De Luca di fatto smonta la pista nera, ovvero l'ipotesi giudiziaria di un coinvolgimento del terrorista neofascista Stefano Delle Chiaie, esponente dell'estrema destra parlamentare, fondatore di Avanguardia Nazionale, nella strage di Via D'Amelio, dicendo senza mezzi termini che questa vale zero tagliato e di aver perso già abbastanza tempo su questa vicenda. La pista era stata prospettata dall'allora procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, oggi senatore del Movimento 5 Stelle. È sul filone mafia appalti consegnato alla Procura di Palermo dai ROS dei Carabinieri il 16 febbraio 91 che bisogna approfondire. Non capisco lo scetticismo manifestato su questa pista, che ritengo concausa degli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dice il magistrato, che individua due precondizioni: l'isolamento di Falcone e Borsellino e una concausa, la vicenda mafia appalti, come elementi che hanno portato alle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Pur non avendo prove su elementi corruttivi che riguardano Giammanco e Pignatone, ha aggiunto De Luca, potrebbero aver compiuto comportamenti inopportuni tali da indurre i mafiosi a ritenere che la procura, con l'eccezione di Falcone e Borsellino ritenuti incorruttibili, fosse malleabile e permeabile alla corruzione della criminalità organizzata. E fin qui il nostro servizio. Lorena.
Allora andiamo a leggerlo su un approfondimento su Repubblica, l'accusa di De Luca, l'inchiesta mafia e appalti con causa delle stragi del 92. Cosa ha detto il procuratore di Caltanissetta in commissione antimafia? Che abbiamo in corso filoni di indagine su tutte le principali ipotesi riguardanti le cause e i concorrenti esterni delle stragi del 92. Questa è stata la sua premessa, ma al momento le certezze e i riscontri riguardano esclusivamente il filone mafia e appalti che stava molto a cuore a Paolo Borsellino. Il procuratore lo ha detto senza mezzi termini. Riteniamo che la gestione delle indagini su mafia e appalti presso la procura di Pietro Giammanco sia stata una concausa della strage Borsellino e anche quella di Falcone. Parole nette, quelle pronunciate da Salvatore De Luca, anche a proposito di un'altra indagine, quella riguardante la cosiddetta pista nera e il ruolo dell'estremista di destra Stefano Delle Chiaie nella strage Falcone. È una pista che vale 0 tagliato, non c'è alcun riscontro, ha detto il capo dell'ufficio inquirente appunto di Caltanissetta. Adesso noi voltiamo completamente pagina perché parliamo di una nota assai dolente. Il rapporto Agenas sulla sanità in Italia mette un bollino certamente nero in Sicilia, perché pensate, sono 43 le strutture sanitarie che sono state bocciate. Lo sentiamo in questo servizio. L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali boccia in maniera implacabile la sanità siciliana. In Italia sono 15 gli ospedali al top, ma tra queste eccellenze nemmeno una si trova in Sicilia. Il quadro che emerge è desolante. Tutta la sanità del meridione ha valutazioni molto basse. Le eccellenze sono concentrate al nord, con una sola eccezione al sud, l'azienda ospedaliera Federico II di Napoli. Diversi parametri presi in considerazione, per fare un esempio il numero di parti cesarei, la tempestività in casi di ictus o negli interventi di angioplastica, gli esiti dopo un intervento al femore. In Italia quasi 2 ospedali su 10 sono rimandati per la qualità delle prestazioni, lontana dagli standard di eccellenza. In Sicilia su 103 strutture 43 sono bocciate, erano 49 l'anno precedente, 6 sono uscite dalla segnalazione audit. Ma restano molte le criticità. Nell'isola si segnala in particolare una percentuale ancora troppo alta di parti con taglio cesareo, sopra il 35%, e non va bene nemmeno per la mortalità dopo un intervento di bypass coronarico o di ictus. Piccola consolazione, la Sicilia si trova al di sopra della soglia ottimale del 60% per gli interventi di angioplastica coronarica, eseguita entro 90 minuti dall'arrivo in ospedale su pazienti con infarto miocardico acuto. E dunque, Lorena, una cartolina non edificante della nostra sanità. No, sicuramente no, anche se il titolo della Gazzetta del Sud è un po' generoso rispetto a questa statistica, perché dice sanità siciliana in chiaroscuro, luci solo a Catania e Palermo. Assente dall'elenco dei 15 ospedali pubblici o privati che hanno raggiunto un livello alto, molto alto, in tutte le aree sanitarie valutate, gli ospedali siciliani in alcuni ambiti riescono a tenere il passo. Appunto una fotografia in chiaroscuro di questa agenzia nazionale, l'Agenas, che misura e racconta la qualità dell'assistenza sanitaria erogata in Sicilia. Sono state 103 le strutture esaminate, 43 segnalate per problematiche relative ai livelli molto bassi di aderenza agli standard minimi di qualità. Nonostante questo, in alcuni ambiti sanitari, queste sono appunto le luci, gli ospedali siciliani sono nella lista delle strutture che hanno ottenuto un livello di aderenza molto alto. In particolare nell'ambito cardiocircolatorio per l'emergenza emerge l'ospedale Cannizzario di Catania, per la chirurgia oncologica la casa di cura La Maddalena di Palermo e poi almeno 10 strutture siciliane per l'area osteomuscolare, quindi l'area un po' ortopedica. Allora Lorena, sin qui diciamo il nostro ping pong tra i nostri servizi del telegiornale e quanto riportano dai giornali, ma la nostra rassegna stampa è certamente sul fronte siciliano assai più ampia.
E allora continuiamo a dare un'occhiata ai quotidiani regionali, partiamo dal quotidiano di Catania, la Sicilia, apertura appunto dedicata alle dichiarazioni del procuratore di Caltanissetta, mafia e appalti dietro le stragi del 92, l'abbiamo detto, il procuratore De Luca in antimafia rilancia la pista del dossier e poi c'è appunto la sanità siciliana, la pagella con 43 ospedali rimandati, ma tutti gli altri erano stati bocciati, e poi ancora emergenza acqua, Trapani sorride, ma Agrigento piange, delusi i produttori. Andiamo a vedere la pagina di Repubblica Palermo, inchieste e liti fra partiti e l'apertura, la paralisi della sanità siciliana, dalla giunta è arrivato il sì agli esperti per scegliere i manager, ma l'ASP di Palermo rimane senza guida, i veti incrociati su Iacolino paralizzano pure i policlinici e c'è poi, l'abbiamo detto, la bocciatura della Genas. E poi c'è questo commento alla tragedia di Corleone, lo firma Patrizia Gariffo, che è una giornalista ma è anche una persona con disabilità. Lei non vuole entrare a affrontare il dolore di una madre anziana rimasta vedova da poco, né la cronica assenza delle istituzioni, ma vuole parlare di Giusy, cioè della vittima, perché insomma in questo caso la madre e la figlia vengono accomunate, e con tutte le spiegazioni che accompagnano questa vicenda, in questa analisi si dice che passa una narrazione che finisce per trasmettere un messaggio distorto, cioè che chi si prende cura di qualcuno pur vivendo condizioni spesso insostenibili può essere in qualche modo scusato se pone fine alla vita di una persona che assiste. In questo modo la vittima scompare come se non fosse mai esistita, o peggio, se la sua esistenza avesse senso solo finché chi se ne occupa riesce a reggere fisicamente questo ruolo. È un'idea, lei dice, questa di legare la vittima al caregiver, si chiama adesso, è un'idea che va spezzata, non normalizzata, pur con tutta la comprensione. E poi andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud, appunto apertura dedicata alla pagella di Agenas con ospedali siciliani tra luci e ombre. E poi lasciamo stare, le altre notizie sono su Messina, giornale di Sicilia, aumenti agli ex precari ma limitati, alcuni effetti della manovra, pressing della maggioranza su Schifani dove il testo degli articoli è lievitato da 28 a 134 ma i soldi non bastano. E poi sempre cronaca della movida violenta da Palermo, maxi rissa tra due bande, pugni e calci in strada dopo la discoteca tra gruppi dello Zen e di via Montalbo. E nonostante tutti gli interventi, l'istituzione delle zone rosse, la movida violenta evidentemente non si riesce ad arginare a Palermo. Inchieste e veti incrociati, l'ASP da un anno senza guida. Si ingiunta agli esperti per scegliere i manager, stallo per l'azienda di Palermo, il caso Iacolino e l'impasse nei policlinici. Poi andiamo a vedere ancora il caso del procuratore di De Luca, pista nero di Scarpinato, vale zero tagliato, ha detto De Luca, questo l'abbiamo appunto già raccontato, e questo articolo invece ci porta a fare un viaggio fra le cause del caro voli che, come sapete, in questi giorni sotto festività, sotto le feste raggiunge quasi il 900%. E quali sono le ragioni secondo Repubblica? La compagnia di bandiera spiega che la flotta è ridotta per problemi tecnici e di manutenzione, mentre per politica aziendale Ryanair e Euroitalia nel giorno di Natale non effettuano collegamenti. Il risultato è una sorta di tempesta perfetta dietro il caro voli. Da un lato c'è infatti la crisi dei moderni motori della statunitense Pratt Whitney che equipaggiano molti modelli Airbus e consumano meno, ma hanno un problema che ha costretto tutte le compagnie ad una campagna di manutenzione. Così ITA al momento ha 15 velivoli fermi per questo problema e altri 5 in manutenzione e quindi non ha potuto programmare voli aggiuntivi. Dall'altra ci sono invece Ryanair e Euroitalia che per politica aziendale non effettuano voli il 25 dicembre, giorno di Natale. A questo si aggiungono gli effetti dei paletti imposti dalla Direzione Generale Concorrenza dell'Unione Europea per dare il via libera all'acquisizione di ITA da parte di Lufthansa, in questo caso ha dovuto cedere alcuni slot e i diritti di atterraggio e decollo su Milano Linate. E
La misura nata per assicurare ai passeggeri il mantenimento di un regime di concorrenza ha avuto, almeno sotto le feste, l'effetto opposto. Domani audizione dell'antitrust alla Commissione Insularità. Il Presidente Calderone chiede di mettere un freno alla corsa sui prezzi. Andiamo a vedere poi la finanziaria, oltre 9.000 euro al mese ai presidenti dei liberi consorzi. Tra le novità previste dalla manovra economica in discussione all'Ars, fondi pubblici solo alle imprese che garantiscono ai propri dipendenti il rispetto dei contratti collettivi. C'è ancora, si parla della finanziaria, ma poi all'attenzione c'è anche il CCPM di Taormina, il centro di cardiochirurgia pediatrica, c'è proroga in attesa della rete ospedaliera, mentre arriva la replica dell'assessora Daniela Faroni che dice tuteleremo la cardiochirurgia pediatrica, ma intanto insomma è incominciato il conto alla rovescia, no Roberta, perché il 31 dicembre scade questa ennesima proroga e non si sa che cosa è una, come succederà. dire, una storia che si ripete, Lorena, assolutamente. E che fa vivere naturalmente tutti gli operatori, diciamo, con questo patema. Veniamo alle feste, si presentano i vari cartelloni, Natale nel segno della pace a Palermo tra musica e paladini senza armi. Il programma del Comune per le festività, luminarie, iniziative in tutti i quartieri, concerto di fine anno con Arisa e The Colors in piazza Lello Analfino. Vediamo qua installazioni ispirate ai simboli arabi normanni perché diciamo la cifra di questa cartellone è quello più che della pace, della pacificazione, ha detto ai nostri microfoni anche il sindaco La Galla, ma previsti concerti e spettacoli anche nei vari quartieri. Ogni quartiere avrà la sua installazione e le luminarie ispirate ai simboli arabo-normanni, ma anche nelle zone rosse, quelle zone istituite appunto per arginare la movida violenta. Natale della pace, siano le feste di tutti, insomma un po' lo slogan di questo calendario di iniziative. E poi c'è una questione che riguarda Macari, questo borgo alle porte di San Vito Lo Capo, che è stato set della omonima sceneggiato serie TV, no alle speculazioni, Legambiente contro un progetto su cui la Regione ha già rilasciato parere favorevole e riguarda 2 aree attrezzate a mare. Non si può pensare che un territorio bellissimo possa essere fruito come un bancomat, dice con una durissima presa di posizione Legambiente dopo il parere positivo dell'assessorato appunto di realizzare. Naturalmente dopo questa fiction è diventata molto più appetibile questa zona. L'ultima notizia riguarda le ciminiere, le nostre ciminiere di Catania deturpate dal recente incendio. Dopo questo incendio che ha devastato l'anfiteatro, la città vuole ripensare la struttura di Viale Africa nel segno del padre putativo, l'architetto Giacomo Leone. Se ne è parlato in un incontro alla presenza del fratello Marcello per fare rivivere appunto questa struttura. Lorena, andiamo subito a vedere il traffico, ci riferiamo alla città di Catania e come sempre con le nostre telecamere andiamo alla prima immagine che ci arriva, eccola qua. Questa prima cartolina dell'ex tondo Gioeni con un po' di congestione veicolare come sempre in quel tratto dove c'è la rotatoria e adesso ci spostiamo in un altro punto nodale nevralgico che è via Vincenzo Giuffrida, la porta, l'accesso della città con un buon flusso di auto che però comunque non sono in coda, scorrono soprattutto in uscita. La circonvallazione, ed eccoci qui, noi raccontiamo un po' tutti i giorni questo punto del quale scopriremo un giorno no, i misteri, perché arrivati a un certo punto ci si blocca punto e basta. Comunque anche verso Ognina il traffico è sostenuto. L'Etna
Ecco, che bello. Bellissima. Anche se, insomma, naturalmente chi... La neve è sparita, almeno da questo versante. Esatto, proprio dei piccolissimi sprazzi, però sembra, insomma, arrivare anche il freddo. C'è un filo di fumo, c'è anche un filo di fumo. Va bene, però insomma è una cartolina di un momento sereno che certamente vivremo anche dall'altra visuale che vi mostriamo solitamente, che è quella da Taormina, che arriverà. Eccola qua, arriva. A me sembra sempre uguale, allora. Io non lo so, però certamente è in tempo reale. Va bene, è il momento di fermarci, una pausa e poi non andate via, torneremo con la rassegna stampa nazionale. A tra poco. Siamo tornati in studio a Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale e internazionale e dunque a Lorena Dolci. E allora, intanto cominciamo con le prime pagine dei due principali quotidiani nazionali che sembrano un po' fotocopia, c'è lo stesso titolo, ovvero Trump, ultimatum a Kiev. Lo troviamo su Repubblica, con questo occhiello il presidente USA accetti il nostro piano, Zelensky poi il voto, i leader dell'Unione Europea, questo è l'attacco contro l'Europa, deboli, non sanno cosa fare. Ieri Zelensky ha visto Meloni, ha risposto alla Casa Bianca, pronto a elezioni se sarà garantita la sicurezza. Titolo uguale lo troviamo appunto su Corriere della Sera, ultimatum a Kiev, il tycoon Zelensky, un Barnum, ovvero un personaggio da circo, ha riattaccato l'Europa, l'Ucraina, voto in 2 mesi con garanzie di sicurezza. Andiamo dunque poi a vedere anche la terza pagina della Stampa, pace, Zelensky apre, pronto alle elezioni, mentre si registra anche il nuovo attacco di Trump e l'Europa, leader deboli che non sanno più cosa fare. Allora, vediamo qual è stato questo ultimatum. Ha detto a Zelensky, il presidente americano, accetti la pace, poi subito le elezioni, ha dato tempo a Zelensky fino a Natale per l'ok all'intesa e nel frattempo bacchettate ai leader europei, leader deboli e stupidi che non sanno cosa fare. Se uno non avesse visto il video, perché questo l'ha detto in un'intervista video concessa al sito Politico, ma si fosse limitato a leggere la trascrizione, non sarebbe stato poi così difficile confondere le sue parole con quelle del leader russo Putin. Un attacco feroce ai colleghi europei, all'ucraino Zelensky, definito un piazzista come il re del circo Barnum, in teoria suoi alleati, cosa che sembra giustificare il commento positivo di Mosca alla nuova strategia per la sicurezza nazionale americana pubblicata venerdì scorso, perché in linea con la visione del Cremlino, quindi i due leader, presidente americano e russo, assolutamente in sintonia. Nel frattempo Zelensky, su cui pende appunto questo ultimatum, cerca di giocarsi le ultime carte, ha visto Meloni, ha incontrato anche il Papa, so che ci aiuterete, ha detto, mi fido di voi italiani, c'è stato oltre un'ora di faccia a faccia, ha ringraziato per l'assistenza sull'energia, il governo ha detto Europa e USA uniti, più pressioni su Mosca, ma il governo Meloni deve fare i conti con Salvini che invece dice guerra persa, basta togliere soldi alla sanità, e quindi si ritrova all'interno, diciamo, una voce contraria. Roma ci sostenga con armi a lungo raggio, sia i droni con Leonardo, questa è la richiesta che da parte di Zelensky, che si dice dall'altro pronto a cedere qualcosa e quindi disponibile al voto anche in 3 mesi, ma dall'altra Putin attacca, non rivoglio l'URSS, così come era una volta la Federazione delle Repubbliche Sovietiche, ma per la storia il Donbass è nostro, e rigetta ogni idea di compromesso sui territori. Storicamente si richiama Putin, regioni cedute da alieni nel nome di Caterina la Grande le riavremo, quindi si rifà alla storia. Lasciamo stare gli esteri, andiamo a vedere adesso, ecco la classifica ovviamente degli ospedali nazionali, riguarda anche la rassegna nazionale, dati a Genas, Humanitas di Rozzano al top, in Italia sale il livello dell'assistenza ma pesa il divario tra grandi e piccoli centri. Troppo lungo andare a vedere nel dettaglio. Poi ancora dagli esteri, Gaza, un mare di macerie, 7 anni, ci vorranno 7 anni per ripulire questa devastazione, intanto la
richiesta è che Israele apra i valichi. Nell'enclave ancora esistono 6 milioni di tonnellate di detriti, l'ONU chiede più attrezzature, c'è il piano dell'IDF, cioè l'esercito israeliano, per la nuova Rafah, e questo è il viaggio che ha fatto vari inviati di testate internazionali nella terra devastata da oltre 2 anni di guerra. 10.000 alcuni numeri, il numero delle vittime che sarebbero ancora sepolte sotto le macerie dei palazzi distrutti dalle bombe dell'esercito israeliano. I morti accertati in quasi 2 anni di guerra sono stati circa 70.000, 80% degli edifici distrutti, dalle scuole agli ospedali, dalle fabbriche alle case private. Inoltre, secondo l'ONU, sono state inquinate tutte le fonti d'acqua. Un'altra vicenda riguarda Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso, si contendono l'eredità di Pasolini, rifiutato dalla sinistra, appartiene alla nazione. Naturalmente, chissà cosa direbbe lui. E poi siamo ancora sulla sanità per una vicenda invece di cronaca: farmaci dati per sbaglio e infermieri improvvisati. Il San Raffaele, che tra l'altro è una delle eccellenze della sanità in Italia, è nel caos. Nelle mail dei medici le gravi accuse sul weekend in ospedale, per tamponare l'emergenza incentivi da 1.000 euro al personale, quindi anche qua anche nelle eccellenze si registrano difficoltà per la carenza di organico. E poi la vicenda, il lungo giallo che riguarda David Rossi, l'ex capo della comunicazione del Monte Paschi di Siena, precipitato nel vuoto la sera del 6 marzo del 2013. È stato un omicidio, la perizia riscrive il mistero dei Rossi, perché risulterebbe che è stato tenuto appeso fuori dalla finestra, quindi da un polso, e poi abbandonato alla sua sorte. È un nuovo colpo di scena che arriva in questo giallo, una morte su cui per la prima volta la Commissione parlamentare di inchiesta bis si esprime in termini di certezza. La pista adesso è quella dell'omicidio o dell'omicidio come conseguenza di altro reato, e vediamo a distanza di oltre 10 anni se si riuscirà a raggiungere un po' di verità. Siamo alla cronaca: studentessa stuprata a Roma, era appena uscita dalla metro, è la seconda violenza di gruppo in poche settimane. La ragazza ha denunciato di essere stata accerchiata e abusata da 3 giovani a pochi passi dalla fermata Ionio. Era da poco passata la mezzanotte di sabato. Questa studentessa di 23 anni è stata aggredita e violentata nel quartiere Tufello, nel quartiere quadrante nord di Roma, non certo una zona periferica. Per questo la giovane stava tornando a casa dopo una serata con le amiche in tranquillità, e invece è stata aggredita. L'incubo di Federica Pellegrini: mia figlia non respirava, ho perso anni di vita. La nostra atleta, la nostra campionessa, ha passato una notte di paura in ospedale con la sua piccola Matilde, colpita da febbre alta e convulsione. Il pediatra spiega cosa fare in questi casi. L'ha vista nel letto, era ferma, bloccata, naturalmente ha perso anni come qualunque mamma rispetto a questa vicenda. È normale paura, dice il primario, sono momenti angoscianti, ma spiega le convulsioni sono semplici fenomeni benigni che non hanno ripercussioni, durano 2-3 minuti, per un genitore naturalmente un tempo interminabile, ma bisogna preoccuparsi se durano oltre 15 minuti. Se durano oltre questo tempo si può decidere di fare un approfondimento diagnostico, quindi paura, ma niente di più grave. E poi appunto andiamo avanti con altre notizie di cronaca. C'è la vicenda che riguarda il femminicidio di Ilaria Sula. Per la prima volta l'università viene accettata come parte civile contro il suo assassino. È arrivato l'ok dei giudici alla richiesta della Sapienza. La rettrice Polimeni lo considera un segnale di straordinaria rilevanza. Questa ragazza, Ilaria Sula, 22 anni, scompare il 25 marzo e il 2 aprile viene trovato il suo corpo in una valigia gettata
in un dirupo alla periferia di Roma e viene arrestato lo stesso giorno l'ex fidanzato che confessa il suo omicidio. E poi c'è appunto questa vicenda che riguarda i test di medicina, perché proprio oggi c'è la seconda prova, una vera e propria prova d'appello, non solo per gli studenti iscritti al nuovo semestre filtro del primo anno di medicina, ma anche questa riforma voluta dalla ministra Bernini, perché al primo appello il 20 novembre i risultati sono stati deludenti, perché sono stati ammessi poco più del 10% di coloro che hanno passato tutti e tre gli esami, mettendo in luce i limiti di questo nuovo sistema ibrido, metà concorso pubblico e metà esame universitario, un semestre, detto semestre, che in realtà è fatto di appena 10 settimane di lezioni, un po' in presenza, un po' online, insomma una corsa contro il tempo per finire il programma. La ministra Bernini ha già detto che per il prossimo anno si cambierà quello che si dovrà, per quest'anno ha fatto intendere che se sarà necessario si correrà ai ripari per riempire tutti i posti, c'è tempo fino a febbraio e quindi la domanda è: sta pensando ad un altro appello d'esame, cioè il terzo, allo scorrimento delle graduatorie con recupero degli esami non passati nel secondo semestre? Questi interrogativi, oppure, come ci diceva il preside della scuola di medicina di Palermo, forse anche a domande un po' più accessibili in fisica, soprattutto meno difficili di quelle del primo test. Ci fermiamo qui, a te la linea. Grazie Lorena, lo scopriremo naturalmente, così come scopriremo anche un po' la difficoltà dei test di questa seconda prova, perché certamente sonderemo anche nei servizi dei nostri telegiornali. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa brevissima, poi inizieremo a ricevere i nostri ospiti e cominceremo parlando un po' di quasi un'utopia, però insomma bisogna progettare per arrivare a una città senza gradini, per una vera inclusione. A tra poco. E siamo tornati in studio per parlare di un'idea meravigliosa, che è quella che spesso ci ritroviamo a raccontare, e soprattutto quando ci troviamo a confronto con persone che vivono il tema della disabilità e hanno davvero grande difficoltà a muoversi nelle città del nostro territorio. Dunque do il ben trovato a Melania Guarrera, che è presidente della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Catania, nonché referente dell'Osservatorio Pari Opportunità, sempre dell'Ordine degli Architetti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi avete deciso di mettere sul tavolo tutta una serie di argomenti che riguardano proprio questa tematica, e cioè, se dovessimo riassumere, una città senza gradini, una città senza ostacoli, che sono ostacoli fisici, ma che sono purtroppo anche altri tipi di ostacoli. Quanto sono profondamente diffusi nelle nostre città siciliane, ma parliamo di Catania in particolare. Allora, intanto vi volevo ringraziare per aver dato l'opportunità all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della nostra città di essere qui e poter parlare proprio di questo tema affrontato proprio recentemente. Gli ostacoli sono veramente tanti e sono, diciamo, quasi emersi dei numeri sconfortanti proprio in questo incontro di venerdì. Con noi c'era l'avvocato Orsolini del Comitato delle Come Pari no, è spesso nostro ospite di Autismo. Perfetto, poi dell'opportunità degli avvocati di Catania, e proprio lui ha dato dei numeri relativamente all'accessibilità nel nostro paese, quindi il 35% solo delle scuole accessibili e il 45% dei musei attrezzati, che non vuol dire accessibili. Quindi in realtà, nonostante l'Italia dice di essere un paese inclusivo, accessibile non lo è proprio così tanto. E dunque voi avete dato vita a un tavolo di lavori, lei si riferiva chiaramente a venerdì, ma non è certamente l'unico appuntamento, non può esaurirsi in un appuntamento, un argomento così importante. Ecco, c'è sempre prima da vedere cosa c'è, cioè vedere da dove bisogna partire. C'è sempre prima da vedere cosa c'è, e c'è in effetti in realtà tanto. La nostra Catania stessa non è purtroppo una Catania accessibile, né per le persone in carrozzina né per le
le tante persone che purtroppo presentano disabilità, ma neanche per chi non ha delle disabilità, però diventando adulti ovviamente ha difficoltà È chiaro, anche a quindi parliamo muoversi. anche dell'età più avanzata, dove magari si possono riscontrare dei problemi anche di mobilità, di altro genere e non solo quelli, per cui i riferimenti sono sempre molto importanti nelle nostre città. Insomma, c'è da lavorare tantissimo. Voi siete stati mossi da una lettera, per quello che leggo, la lettera proprio di un ragazzo disabile. La lettera di un ragazzo disabile che desidera una città senza gradini o con più opportunità per le persone e per i ragazzi in carrozzina, ma una lettera che è stata scritta nel 2014, che quindi ci fa rendere conto che non molto è cambiato. Abbiamo iniziato questo ciclo di incontri sull'accessibilità, che ci auguriamo che rimanga non solo tracce. Quindi siamo partiti da tracce di accessibilità, da una chat, e abbiamo deciso di chiamare proprio questi incontri non solo tracce, proprio per parlare di più problematiche relative a questo. Ecco, quello che io le chiedo molto spesso quando gli ordini professionali si riuniscono, e mi sembra di capire che voi invocate anche una collaborazione con altri ordini professionali, l'idea è che sì, voi siate dei professionisti del settore, che voi sappiate certamente dove poter intervenire e come farlo, ma spesso è il confronto con chi vive la difficoltà alla base di tutto. Voi lo fate, cioè vi confrontate proprio con persone che vivono il problema? Allora, noi tecnici ci confrontiamo nel momento in cui realmente approdiamo in un progetto, e quindi capiamo che noi tecnici, quindi architetti, geometri e ingegneri, dobbiamo progettare proprio per dare dignità e democrazia al territorio, quindi oltre che alla persona. È ovvio che ci siamo ritrovati diversi ordini professionali assieme, mossi dallo stesso obiettivo, quello delle pari opportunità nei vari campi, a riflettere su delle problematiche che solo con l'interdisciplinarità possono portare comunque delle soluzioni che possono far emergere queste problematiche in campo. C'è chi, come magari i medici o come gli avvocati, ma anche come i commercialisti, affrontano davvero magari certe situazioni e certe problematiche. Ecco, perché chi sono? Lei già l'ha detto, commercialisti, medici, chi c'è in questo gruppo interprofessionale? In diciamo questo così. gruppo interprofessionale che ha sottoscritto un protocollo d'intesa nel 2022, ci sono attualmente 6 ordini, quindi commercialisti, medici, notai, avvocati, geometri e noi architetti, quindi spero di non dimenticare nessuno. Però è pur vero che abbiamo fatto vari incontri in cui altri ordini hanno deciso di collaborare e quindi mettere anche loro a disposizione la loro professionalità. Senta, c'è un divario tra il nord e il sud, come sempre? C'è sempre, anche qua? Probabilmente sì, è brutto dirlo, ma è così. C'è un divario a livello professionale, c'è un divario quando si parla di opportunità di genere, c'è un divario a livello di accessibilità, perché probabilmente ci sono meno risorse messe a disposizione anche per il Sud, anche in questo. Ecco, lei giustamente ha usato la parola alla quale io mi aggancio immediatamente, cioè la parola risorse, perché è vero, noi possiamo discutere dei massimi sistemi, ma per rendere ovviamente accessibili le nostre città, i luoghi, non solo pubblici, se mi posso permettere, noi diciamo sempre i luoghi pubblici, gli ospedali, le scuole, è scandaloso che non si possa entrare, no, per una persona in carrozzina. Però se ci pensiamo bene, anche i palazzi e le nostre città, anche qualsiasi tipo di edificio privato, insomma, da sistemare, ci vogliono fondi. È lì che poi scatta un altro problema. Lì scatta un altro problema, però è pur vero che la legge da tanti anni, anche se da molte città non è stata messa in atto, dice che è obbligatorio in realtà dare delle città accessibili ai cittadini, quindi che siano fruibili. E quindi
E quindi abbiamo speranza, abbiamo concluso così la giornata di venerdì, che siamo pieni di speranza che comunque qualcosa possa cambiare, perché poi il cambiamento e l'accessibilità parte proprio da questo, da una mozione emotiva, visto che etica e accessibilità vanno di pari passo. Architetto, andiamo anche sul pratico, no? Perché poi noi chiaramente, ripeto, qua facciamo discorsi anche molto ampi. Ci sono per esempio degli accorgimenti anche non troppo onerosi per chi volesse fare un adeguamento, soprattutto sulla questione dei gradini, delle scale, che sono il primo impatto ovviamente complesso per chi ha delle ruote, no? Sulle quali muoversi. Ma ci potrebbero essere anche le semplici scivolette che adeguano il gradino, perché ovviamente magari non siamo in città moderne, non viviamo tutte le città moderne, per cui ci ritroviamo in città costruite da tempo, e quindi dobbiamo adeguare gli spazi a quelli che appunto è l'accessibilità per tutti. Ma ci sarebbero, non c'è solo il problema della carrozzina, ma c'è anche il problema del non vedente, quindi ci sono anche i percorsi per i non vedenti, ma anche semafori. Insomma, ci sono tanti accorgimenti che la città necessita per adeguarsi e per diventare accessibile. Ecco, trovate un confronto poi con gli amministratori delle città, no? Questo mi sembra poi il passaggio essenziale. Ma troviamo un confronto, ma il primo confronto poi è il PEBA, che sono i piani proprio per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che anche quelli dovrebbero essere obbligatori, ma man mano ci si sta muovendo affinché le città li supportino e quindi li mettono in atto. Allora, abbiamo pochi secondi, vorrei sapere come procederanno questi lavori, che tempistica avete, qual è il vostro cronoprogramma? Questi lavori procederanno con altri incontri, sempre che sul tema dell'accessibilità, dove coinvolgeremo sempre gli ordini, ma soprattutto il nostro intento è quello di creare un tavolo tecnico per poi appunto confrontarsi con il territorio, che sia Catania, che sia ovviamente la provincia, perché l'ordine degli architetti non si rivolge solo alla città di Catania, ma a tutto il territorio. Avete un luogo non fisico, ma diciamo un luogo come una pagina social, qualcosa a cui ci si può rivolgere, ma anche per dare un suggerimento, un commento, un'osservazione? No. In questo momento no, ma è un'ottima idea, quindi la faremo sicuramente. Va bene, va bene. Allora, di prossima pubblicazione una pagina social proprio per far confluire il mondo, diciamo, delle idee su questa tematica e anche delle necessità, delle richieste di questa tematica che sa tanto di grande civiltà. Io la ringrazio molto per essere stata con noi, buon lavoro naturalmente al suo ordine professionale e a tutti gli altri che partecipano a questo progetto per il bene assolutamente comune. Noi a questo punto che facciamo? Andiamo a guardare come sarà il tempo, vediamo un po' se ci sarà freddo o meno. Torniamo. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Insiste un campo di alta pressione mercoledì che porterà condizioni stabili su tutta l'Italia, seppur con annuvolamenti sui settori tirrenici, sulla Liguria, qui con anche qualche gocciolina di pioggia. In Sicilia la giornata sarà caratterizzata in prevalenza dal sole, con una ventilazione debole e un mare generalmente poco mosso. Qualche nuvola sparsa potrà comunque anche qui formarsi, specialmente sui settori costieri. Temperature stazionarie con clima diurno ancora mite, valori massimi compresi tra 15 e 20 gradi su gran parte delle città della regione. A seguire giovedì la situazione non cambia, ancora una giornata in prevalenza soleggiata sulla Sicilia, con qualche nuvola sparsa sempre presente tra notte e mattina, soprattutto sulle aree costiere. Ventilazione debole, temperature generalmente poco variate che si mantengono miti per il periodo e sempre intorno ai 17-18 gradi nei valori massimi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Tornati a Buongiorno Sicilia, oggi ho il sorriso proprio stampato e lo avrete fra poco anche voi, perché lui è assolutamente contagioso, come il ritmo che racconta, simbolo di grande cultura e voglia di diffondere ciò che non si deve perdere. Reni Zappato, buongiorno. Ciao Roberta, buongiorno a tutti i stai? telespettatori. Benissimo, grazie. Come gli artisti ti alzi, diciamo,
un po' più tardi rispetto a quanto ti abbiamo fatto svegliare oggi? Ma sì, diciamo di sì. Quindi sei un attimo, come anche dire... perché noi artisti siamo sempre in giro a suonare, infatti sto venendo reduce da una serata fuori Catania, perciò per questo anche io mi metto gli occhiali per non fare degli occhiali. Vabbè, ma poi dai, diciamo la verità, tu sei uno di quegli artisti, di quei personaggi che hanno, come dire, nel loro modus, nel loro look, nell'atteggiamento, nell'abbigliamento, hanno stampato esattamente ciò che sono, perché Vabbè, tutto deve essere in linea, no? con quello che vuoi raccontare. Sì, fa parte della storia dell'individuo, in questo caso mia. Io sono così, tutto fa parte del look, dello status symbol, del ex ribelle, perché insomma a una certa età diciamo che viviamo dei fasti di allora. Però con quell'apice di successo mediatico che ha avuto Elvis Presley tuttora tra i ragazzini. Beh, diciamo magari ecco Elvis col suo sul discorso Beatles. Ma là ecco, là io entro un po' in competizione, poi sì? succedono delle discussioni con i Beatlesiani. No, sì, sì, sì. te lo Ma io non sono dico, nelvisiano, però attenzione. Forse lo posso ricordare come look, come cosa eccetera, perché è una cosa innata del rock and roll, di quelli che fanno questo genere. Perché a me quando faccio i concerti, sempre Elvis Presley. Magari fosse Elvis Presley. Beh, dici tu probabilmente da un punto di vista dell'immagine di Elvis, l'immagine è un impatto talmente forte che ha creato proseliti e venerazione. Sì, rispetto venerazioni anche troppo esagerate, secondo me. Anche esagerate, e poi ci sono questi impersonator che io proprio non... perché uno deve fare le proprie... Io ho fatto il mio stile, molti altri cantanti, miei colleghi, hanno fatto il loro stile e fanno rockabilly, rock and roll, anni 50, eccetera. Io mi sono sposato anche un po' sul punk, roll, old school, americano. Californiano, tant'è vero che questo Good Boys l'ho inciso a Santa Mesa in California con una band chiamata Social Distortion, tant'è vero che il sound è molto californiano e non è chiaramente rock and roll, è un po' un rockabilly un po' più spinto. Senti, restiamo alla musica e restiamo al 2025 sì, certo. / 2026, yes. perché tu sarai tra i protagonisti della notte di Capodanno a Catania. Sì. È per te un ritorno ed è per te certamente un orgoglio sempre. Ma guarda, io sono contentissimo di essere per la seconda volta a Capodanno qua a Catania. Mi hanno voluto fortemente perché sono sempre uno che... Un trascinatore. Un trascinatore di folle, sì. Esatto. Infatti Catania si aspetta stavolta Zapato, vediamo cosa combinerà sul palco. La band è nuova, anzi li saluto, sono Emanuele Spampinato al contrabbasso, Ciro Magnano alla chitarra e Alessandro Grillo alla batteria. Questa è la band di Zapato, che stiamo girando in lungo e largo per tutta l'Italia. E adesso siamo a Catania il 31 dicembre assieme ad altri colleghi nazional popolari, Paninarei, Caballà e Gali, no? Questo ragazzo che sta portando avanti questo genere musicale, il trap. Ci sono i Colorindaco. Ci sono i Colorindaco e poi non so, altre band che non mi ricordo. E c'è ma anche un sì. punto di domanda che sta per essere, come dire, svelato e avrà a che fare, lo possiamo dire, con l'ultimo X Factor. Ah, sì, sì, okay. Ti piacciono queste cose? Cioè ti piace l'idea di proporsi su un palcoscenico come quello, di tentare una strada come quella? Ma guarda, prima c'era Castrocaro, poi saremo giovani ai tempi miei. Sto parlando. Io ho fatto varie cose, queste cose, abbiamo vinto Sanremo Rock nel 2005. Me li ricordo tutti anch'io, Sanremo Rock, ho vinto Sanremo Rock nel 2005 con un brano Frustami e Baciami. Però adesso i talent sono questi, i ragazzi per farsi conoscere immediatamente si devono fare queste cose. A me è piaciuta tantissimo, devo essere sincero, Rob mi è piaciuta anche perché si avvicina un po' più al mio genere, che è il punk, anche se è punk pop, però io sono un amante di questo genere, che ben venga ai giovani. Assolutamente, si mangiava il palcoscenico altri generi musicali, io sono un attimo un po' controcorrente, perciò però amo tutta la buona musica. Esatto, che è la cosa più giusta da dire. Amo tutta la buona musica. Senti, allora, tu sei trasversale, tu sei piaciuto per la tua capacità di raccontarti con la musica, piaci anche ad altri, nel senso che tu hai fatto cinema e queste esperienze, diciamo, ti hanno formato completamente. C'è qualche altro progetto
adesso c'è qualche altra cosina che si sta, maturando sul fronte cinematografico? Cinematografico sto per fare nel mese fine gennaio, inizio le riprese di un film western. E già ne ho fatti parecchi, per la regia di amici, di registi indipendenti, eccetera. Adesso sto facendo un film western a febbraio, fine gennaio, inizio spaghetti febbraio. Western? No, ma più che spaghetti è un western crudo, spietato, ti parla di pistoleri, cacciatori di taglie. Sarai un cattivo? Sono un cattivo messicano, un pistolero messicano. Del resto ormai mi sono fatto questa nomina del cattivo in tutti i film. Anche Buddy Guy, l'ultimo che ho fatto, la fiction, quella con Locash e la Pandolfi, facevo il cattivo. Non con Lillo e Greg? Con Lillo e Greg sempre il cattivo, però mezzo sempre metà e metà comico e metà serio, perché loro sono molto demenziali, hanno questa ironia molto inglese, eccetera. Con Lillo e Greg no, ho fatto l'ultimo film, è stato DNA. Poi ci sentiamo, siamo sempre amici, colleghi. Ma la musica resta assolutamente il must. Sempre. La musica resta sempre. Il rock and roll è la musica portante, è la colonna sonora della mia vita, Roberta. Perciò io senza questa musica mi sentirei vecchio di colpo. Senti, però io qualcosina te la devo strappare sul fronte del Capodanno. Voglio dire, è chiaro che tu sei autore e quindi ci saranno le tue canzoni. C'è anche qualche grande classico che ci puoi anticipare? Come sarà questo tuo momento su quel palcoscenico? Sì, guarda, tutto sta al tempo che mi daranno sul palco. Se a Zapato gli daranno un tot di tempo, io riesco a fare anche qualche cover particolare riarrangiata a modo mio. E ovviamente inizierò con i brani miei inediti, che ne ho parecchi. Poi c'è specialmente uno, Indiano Metropolitano, che sta girando tra i giovani ed è molto richiesto nei concerti, eccetera. E questo per una massa come Piazza Duomo a Catania il 31 dicembre me lo sparo senza dubbio. Lo sparo, va bene. Allora, abbiamo finito, il tempo è volato assolutamente insieme a te. Una cosa è certa, chi sarà in piazza a Catania, a Piazza Duomo, ballerà in modo assolutamente irrefrenabile. Balleremo in modo irrefrenabile. Ti ringrazio tanto, ti aspetto alla prossima, in bocca al lupo per tutto quello che ti attende. Noi ci fermiamo e poi, carissimo Renny, ce ne andiamo a Messina con il nostro Francesco Triolo per cercare di capire anche lì che cosa si farà nel periodo natalizio. Perfetto. Torniamo. Ed eccoci tornati in studio, buongiorno Sicilia, l'ho annunciato prima della pausa, adesso ci colleghiamo con Messina dove trovo il collega Francesco Triolo che saluto, anche a Messina vedo la giornata meteorologicamente serena, con te Francesco ci sono due ospiti e dunque fai tutto tu, a te la linea. Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti da Messina. Siamo a Piazza Unione Europea, che è una delle piazze addobbate per queste festività natalizie. Adesso ve la faremo vedere. Accanto a me i protagonisti di quella che è stata tutta la programmazione natalizia, l'assessore ai grandi eventi Massimo Finocchiaro, assessora alle politiche giovanili Liana Cannata. Sono loro che sostanzialmente da metà agosto lavorano per realizzare tutti gli eventi che ci saranno in città da qui alla fine delle festività. Te lo dico perché entrare nei loro uffici anche a settembre, ottobre, già tu vedevi i programmi natalizi e tutti gli schizzi e le cose per lavorare. E allora, è un programma intenso, partiamo subito da quelli che sono i grandi eventi con l'assessore Finocchiaro che è al mio fianco, ti faccio un paio di nomi. Irama e Francesco Gabbani, che erano un po' due nomi che si facevano anche nei mesi scorsi e avete cercato di portarli. Qualcuno ha spoilerato, ma diciamo noi abbiamo mantenuto in riserva. Buongiorno. Buongiorno sì, assessore, buongiorno. Scusi assessore, ma è stato Triolo a spoilerare per caso? Non lo so, ma lui è uno di quelli là, diciamo, chiamiamoli tra i sensitivi, ecco. E quindi qualche idea ce l'aveva, però erano artisti che effettivamente erano fuori dal panorama, quindi
sono stati bravi, ecco, sono stati bravi. Ancora ne aspettiamo qualcuno per l'estate, poi chi lo sa, se vuole spoilerare ora. no, quelli là sono veramente stretto riservo, perché abbiamo firmato anche un contratto appunto di riservatezza. Comunque siamo pieni fino al 2027 e questo ci inorgoglisce. Il Natale, sì, diceva bene Triolo. Noi già il giorno dopo la Vara, che sapete bene di cosa parliamo, cioè dopo il 15 agosto, abbiamo nel frattempo giriamo un pochino e vi facciamo vedere mentre l'assessore già parla. messo in campo la programmazione per il Natale. Natale che ovviamente per quanto riguarda noi interessa gli addobbi, interessa i grandi eventi, eventi che sono non solo questi qua di cui parlavamo di Piazza Duomo, ma noi partecipiamo anche come ogni anno, e credo anche Catania, al bando periferie che ci riserva circa 200-250 eventi con una somma di poco più di 500.000 euro, quindi diciamo, raggiungiamo tutti i villaggi, tutte le periferie anche con questo investimento. In più noi come programmazione ne facciamo altrettanti, quindi siamo circa 420, ma non per fare un numero aritmetico, ma per dire che alla fine in questo mese abbiamo il coinvolgimento di tantissime associazioni, di tantissimi artisti, ma il coinvolgimento sia culturale che tradizionale di tutti i villaggi, che è la cosa più importante, perché Natale vuol dire comunità. Il tocco femminile, Roberta, tu puoi capire bene, di Iliana Cannata, assessora alle politiche giovanili, ma che ci mette anima e cuore in questa organizzazione delle piazze. Come diceva l'assessore, non sono solo le piazze centrali, noi siamo a Piazza Unione Europea, ma c'è il villaggio di Natale al teatro, c'è Piazza Cairoli, c'è Piazza del Popolo, all'università c'è un altro grande albero, sono stati tutti illuminati nella sera dell'8 dicembre, ma anche in tutte le piazze dei quartieri, perché l'obiettivo è quello di far sentire a Messina, per il secondo anno consecutivo, se non vado errato, il Natale, l'atmosfera del Natale. Spirito natalizio dalla prima alla sesta municipalità, come ci piace dire. Ovviamente quello che facciamo è un lavoro di squadra che vede i protagonisti, come diceva Triolo poc'anzi, me e l'assessore Finocchiaro, ma non solo, perché è un lavoro sinergico con tutto il resto della giunta, con a capo il nostro sindaco Federico Basile e con le nostre partecipate che si occupano della cura del verde, degli alberi, di animare le ville cittadine, ma al contempo di rendere possibile che questo Natale sia bello non solo per i più piccoli ma anche per i più grandi. Ci teniamo fortemente anche a valorizzare quelli che sono i talenti cittadini. Abbiamo dedicato anche un palco un po' più piccolo ma non meno importante a Piazza Cairoli, un'altra piazza importante della città, che consentirà ai giovani ma non solo di potersi esibire, di poter eseguire le loro performance. Abbiamo anche lì un villaggio di Natale, abbiamo creato delle installazioni 3D per così dire instagrammabili, come si dice ai nostri giorni contemporanei, che permettono anche di creare un'attrattiva e rendere possibile che sia visibile ancora di più la nostra città anche sui social. Questo perché cerchiamo di far vivere il Natale e di promuoverlo anche attraverso gli arredi che realizziamo, gli addobbi che realizziamo durante il periodo natalizio. Abbiamo illuminato ancora più vie, ancora più strade e questo ci rende orgogliosi. Abbiamo anche illuminato quello che è il paese del presepe di Castanea, che è un presepe che conta 4.000 visite durante il periodo natalizio, perché sappiamo anche che è importante prendersi cura di quelli che sono i villaggi e abbiamo creato negli anni una sinergia con le associazioni territoriali grazie alla manifestazione di interesse che rende protagonisti queste associazioni, che propongono loro stessi nei loro villaggi, nei loro quartieri, nelle periferie quelle che sono gli eventi, l'animazione che possa permettere a tutti di vivere il Natale in serenità e in allegria. Roberta, tu hai visto la bella giornata, sono andate in onda anche delle immagini dell'altra sera con Messina Illuminata, l'invito è quello naturalmente di venire a vedere, sì. Anche per te Roberta, e so che tu ogni tanto a Messina bazzichi, sì, a vederle di sera. Noi l'abbiamo fatto, siamo venuti, noi l'abbiamo fatto, abbiamo sghirciato. Abbiamo visto una Catania bellissima anche, perché non dirlo, e quindi invitiamo tutti a visitare la nostra Sicilia, le nostre città capoluogo e l'intera Sicilia, perché merita, perché c'è stato veramente un fortissimo cambiamento. Non abbiamo parlato di Capodanno però.
Capodanno quest'anno noi faremo una grande festa perché abbiamo inteso veramente festeggiare in piazza in un modo come si faceva una volta. Diciamo, il titolo sembra anni 90, ma in realtà sarà veramente una festa accattivante, piena di colori, piena di molto frizzante, molto colorata, molto gradevole e con tante attrazioni. Non abbiamo il nome per il Capodanno perché abbiamo immaginato di fare una grande festa in piazza, di far divertire le persone, di una festa di leggerezza per un invito al nuovo anno proprio che sia alla spensieratezza, alla leggerezza e alla serenità. Con Radio Time 90. Radio Time 90. Esatto. Allora, Robby, hai altre domande? No, Francesco. Vuoi vedere qualcos'altro? No, Francesco, allora io devo dire, colgo proprio la palla al balzo, quello che diceva prima l'assessore, voi avete visto le immagini che arrivano da Catania, devo dire che noi da questo luogo, ma anche attraverso le nostre trasmissioni, i nostri telegiornali, abbiamo sempre il piacere di raccontare questo periodo natalizio in tutta la Sicilia, lo facciamo grazie ai nostri bravissimi colleghi, collaboratori della nostra redazione, come Francesco, come tutti i colleghi che ci permettono di entrare a pieno titolo nelle atmosfere natalizie e non solo delle città siciliane. Quindi grazie a tutti voi per il lavoro che fate, perché andare in giro per la Sicilia, lo capiamo, significa come dire, gustare, vedere tante sfaccettature. Messina ha deciso, ha fatto delle scelte, il Capodanno si balla tutti in piazza, ma i grandi nomi li avete e avete deciso di metterli in altri momenti. Francesco, siamo in chiusura, chiudi tu. Niente, un saluto ve lo facciamo con il grande albero che c'è qui a Piazza Unione Europea, con una nave da crociera sullo sfondo, accoglienza, alberi, atmosfera natalizia, una bella giornata. Le premesse per una giornata buona oggi ci sono, dai. Benissimo, grazie naturalmente a Francesco Triolo, grazie ai tuoi ospiti Francesco, e adesso io sono curiosissima di sapere che cosa ci dicono le stelle. Marco Amato collegato con noi, buongiorno carissimo Marco, come stai oggi? Tutto bene? Buongiorno Roberta e buongiorno Sicilia, sì, tutto bene, oggi è una splendida giornata e proprio oggi ho scelto i colori del mare, quelli nettuniani, perché succede una cosa bellissima che vi voglio raccontare. Nave da crociera sullo sfondo, e sembra quasi anticiparmi perché oggi Nettuno riprende il suo moto diretto, il dio dei mari, che era il pianeta che rappresenta la psiche, l'arte e la profondità empatica nello zodiaco, riprende il suo moto diretto dei pesci e transiterà in Ariete tra qualche settimana. Dunque, vi racconto cosa significa per lo zodiaco oggi. Ariete, per voi sta tornando un momento di grande intuizione, di grande velocità emotiva, siete più empatici, intuitivi, la cosa avere una marcia in più. Certamente volete tutto e subito e siete un pochino assolutisti, ma questo Nettuno vi insegnerà a fluttuare un po' meglio in delle acque in cui vi sarà dolce naufragare. Allora, andiamo al Toro, che sta facendo una splendida evoluzione proprio perché la bella Venere congiunta al Sole irradia un'ottima energia e i cambiamenti uraniani diventano sempre più veloci, sempre più coinvolgenti e voi sempre più contenti di vivere meglio il lavoro, l'amore e i piccoli successi del quotidiano. Gemelli, per voi inizia un periodo di chiarezza emotiva, finisce il tempo un po' delle cose non dette, delle cose ambigue e si cominciano a vedere dei risultati un pochettino più concreti, arriva una nuova verità sotto questi transiti. Cancro, per voi la luna oggi passa da Leone a Vergine, quindi una luna un pochino più ordinata che vuole delle cose fatte più a regola d'arte e le otterrete.
La Nettuno, che ancora per poco sarà in opposizione, vi svelerà comunque la vera natura dei sentimenti vostri e delle persone che vi stanno cacciando via la nebbia di insicurezze che avete. Leone, per voi la luna oggi passa dai vostri gradi a quelli successivi della Vergine, quindi una luna che vi ha portato una grande emozione e anche una grande consapevolezza d'amore. Usatela bene, oggi non smontate subito gli entusiasmi. Vergine, per voi è importantissimo questo transito, proprio perché Nettuno, che è stato lungamente opposto e vi aveva un po' buttato in un attimo di confusione, finalmente adesso, dopo quasi un annetto, esce dalle nebbie e diventa tutto molto più sereno e chiaro. Bilancia, per voi oggi un po' meno complicanze del solito, è un momento di ripresa per voi, che equilibrate sempre di più tra lavoro e amore, però quelle risposte che ancora attendete vi fanno fremere un po'. Quando Nettuno entrerà pienamente in opposizione ci sarà qualcosa da vedere sui piani della vostra vita, di lavoro, di condizione. Scorpione, per voi oggi Mercurio e la Luna tessono delle trame molto intriganti, proprio perché trovano interessante e curioso venire a sapere un po' di cose che vi chiariscono la faccenda tra voi e il partner. Niente gelosia. Sagittario, giornata oggi splendida per voi, perché Nettuno è anche uno dei vostri pianeti. Venere, Sole e Marte sono nei vostri gradi. Cosa desiderare di più se non una bella fuga al mare? Capricorno, per voi oggi è una giornata in cui Nettuno vi strizza l'occhio, vi suggerisce di stare attenti a qualcosa che sospettavate, ma che non è ancora diventato una realtà di fatto. Avete intuito bene, agite di conseguenza. Acquario, dal mondo della fantasia Nettuno torna di nuovo a essere vostro amico e quindi i suoi movimenti vi porteranno tanta ispirazione. Oggi sarete più adattabili che mai e accadranno tante cose diverse in una sola giornata. Pesci, Nettuno è il vostro pianeta ed è proprio dai vostri gradi che finalmente torna a muoversi. Quindi, cari sirene dei pesci, dovete semplicemente accettare che Nettuno dopo ben 14 anni esca dai vostri gradi e che vi lasci comunque tutto il senso di una visione che vi porterà benissimo nei progetti futuri. Credere ai sogni e non smettere mai. E detto questo, cari miei, vi auguro una splendida giornata, un buon Nettuno e buongiorno Roberta, buongiorno Sicilia. Marco, dopo che tu insomma mi hai dato la buona notizia che oggi per me è una splendida evoluzione, io ti saluto con maggiore affetto. Vedi, ho preso nota. Grazie. Assolutamente ricambiato, cara grazie, collega. grazie Marco Amato. Lorena. Prossimo, ciao. Ciao. Allora, abbiamo Lorena Dolci che è tornata per darci un po' qualche altra notizia. Sì, normalmente è una sorta di dulcis in fundo. Una curiosità che troviamo sul Corriere della Sera, solo qua, e cioè che da oggi, poi ieri per il fuso orario, in Australia è scattato il divieto per gli under 16 di usare i social ed è il primo divieto al mondo, un divieto operativo perché da ieri sono stati disattivati tutti i profili per chi era già iscritto. Quelli che ancora non avevano registrato un account invece dovranno aspettare la maggiore età digitale. Il divieto è entrato in vigore in Australia per tutti i minori di 16 anni e parliamo di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, insomma e tutti gli altri social, le piattaforme più usate in tutto il mondo da milioni di giovani utenti. La responsabilità della verifica è tutta sulle spalle delle aziende che hanno avuto circa un anno per adeguarsi alle richieste, ma c'è un ma, Roberta, perché come si sa sempre, fatta la legge c'è l'inganno e cosa hanno trovato questi quindicenni? Ecco, per ora sembra sia sufficiente usare una VPN, cioè quella tecnologia che aiuta a mascherare la provenienza geografica di una connessione internet per collegarsi da un altro indirizzo IP, aggirando così i controlli delle piattaforme. Quindi, come gli adolescenti ne sanno una più del diavolo. Certo, però il divieto imposto ha un suo senso, ha un suo valore, quanto tale io sono certa che genererà delle discussioni. Abbiamo finito questa puntata di Buongiorno Sicilia, grazie Lorena Dolci per tutto il mare di notizie che ci ha raccontato dai giornali. Noi naturalmente vi salutiamo anche da qui dallo studio e vi ricordiamo che Buongiorno Sicilia ovviamente tornerà come sempre domani alle 8. Buona giornata.